40 anni fa, precisamente il 9 giugno del 1979, il Football Club Matera conseguiva a Lucca la storica promozione in Serie B, una data che il portale Matera Calcio Story celebrerà proprio domenica prossima 9 giugno con un evento che rievocherà i momenti magici di quella straordinaria cavalcata che portò la squadra dell'allora tecnico Di Benedetto al salto nella cadetteria. La manifestazione, chiamata 1979-2019 un sogno chiamato Serie B 40 anni dopo, è stata presentata al Bourbaka dagli organizzatori e responsabili del portale Nicola Salerno e Sandro Veglia. Di quel gruppo saranno in circa 20 a partecipare alla giornata che inizierà dal mattino allo stadio 21 settembre, dove le vecchie glorie incontreranno i ragazzi delle scuole calcio Mateola, Invicta e Sportivamente di Matera e la Fosso San Rocco di Bernalda. Nel pomeriggio, dopo l'aperitivo di benvenuto al Bourbaka, dove è allestita dal 1 al 16 giugno una mostra fotografica sul Matera degli anni tra il 1978 e il 1980, la manifestazione si sposterà al Cinema Il Piccolo, dove verrà proiettato il DVD il 9 giugno 1979 Una città nel pallone, e si terrà un dibattito con ricordi e testimonianze di quella stagione. Come Matera Calcio Story cerchiamo di ricercare sia immagini che dati delle nostre radici, non per un semplice spirito nostalgico, ma proprio perché siamo consapevoli del fatto che la conoscenza e l'amore per le proprie radici poi è la giusta base per poter anche pensare a un presente, a un futuro sempre più radioso. In questo documentario che ho realizzato nel 2014 sono riuscito a sentire 13 dei protagonisti di quella fantastica stagione. E così, chiacchierando con loro, ho tirato fuori un filmato di la durata di 25 minuti dove sono raccontati aneddoti, caratteristiche magari del calcio dell'epoca e anche magari delle confidenze che fino a quel momento anche gli stessi protagonisti non hanno fatto a nessuno. Sono venuti da noi il gruppo di Matera Calcio Story e ci hanno presentato questa storia. E niente come il calcio è una vera storia di comunità, perché subito ci siamo accorti che c'era una fortissima rete a sostegno di questa proposta, che c'era una comunità molto vasta, divisa in tantissime generazioni, che voleva rivivere questo momento e che lo voleva fare in un modo collettivo. Proprio quella squadra di quell'anno, io ero ragazzo, ha destato in me la passione sportiva e l'ha destata così forte che io sono ancora qui a rappresentare il calcio giovanile di questa città attraverso la società Mateola, che è una delle primarie società calcistiche di settore giovanile. Se tu pensi che sono 40 anni che non vedo il 90% dei miei ex compagni di squadra, ho già avuto occasione di dire in altre situazioni che mi ha fatto più effetto la promozione dalla C1 in B che non 2 promozioni dalla B in Serie A, perché sono legato comunque a quel periodo e a questa città, tant'è vero che sono venuto poi a vivere qua. È il 9 giugno 1979.